Acab, i contagli Ezabel, duce calveve fatte lie, e cemut calveve copat con la spade duci profetis. Allora di Ezabel i manda un messa a Elie e dice così: I Dius che mi fasin che smal e anche di pies, se doman come cumò, non ti varai fat c'è che tu ras fatta loro. Elie al chiappapore, alieva su e al partì per portarsi a salvamento. Arriva a Bersabè in Giude e lì alla sal sofamei. Poi dopo attacca al desert per una giornata interie e alle assentarsi so di un genevrar. Si augura la morte al disè. Cumò mondai avonde, signor, chiolti la me vita, che io non so i miglior dai miei voms. Si distirà e si indormidì. Ma ve che un agno lo stiassai disè, ieve sue mangie. Al chialator e al viodè d'ogni dal sotiaf, une pette quete sulle spieri sbroventis e un crepe di aghe. Al mangià, al bevè e al tornapognisi. Ma l'agnul al tornà un'altra volte. Lo stiassà e disè, ieve sue mangie che tu has masse strade di fa. Alieva al mangià al bevè, poi ristorat con che mangiative, al chiaminà per 40 dis e 40 gnoz, fin trimai sulla mon di Diu, l'Oreb. Lì è entrato un landri e arrestato te la gnot. La paraula del Signor si fasè sentì così. C'è fasto culi Elie? A rispondè, o sei tutti infogat di una passione gelosa per il Signor de Schiries, perché gli israeliti e abbandonati il topat, e han buttato i tuoi altars e copat con la spada i tuoi profetis. O sei restato meglio, e l'ora smitin di fammi fuori anche me. I fu rispondut, salte fur e sta sulla mont denando al Signor, e ve che il Signor al passà. Si sentì un gran burlaccio, tan fuar che stiassava gli monts, e al spaccave i crez denando al Signor, ma il Signor non li era tal burlaccio. E da ur dal burlaccio un taramot, ma il Signor non li era tal taramot. E dopo dal taramot un fuc, ma il Signor non li era tal fuc. E da ur dal fuc un sunsur di una iarin liser. Appena che lì lo sentì, si tappona la muse con la mantellina. Al salta fur e si fermà sulla entrata dall'andri. Allora arriva una voce che disse, «C'è fasto culi, Elie?» A rispondè, «O soi tutti infogat di una passione gelosa per il Signor de Schiries, perché gli israeliti hanno abbandonato il topat e hanno buttato i tuoi altars e copat con la spada i tuoi profetis. O soi restato meglio e a smitin di fammi fuori anche me». Il Signore disse, «Va, torna per te stroi, de bande dal deserto di Damasco. Tu la rasa ongi a Azael come re di Aram. Tu anzaras Jeu, fi di Nimsi, come re di Israele. E tu anzaras Liseo, fi di Zafat, di Abel-Mecole, come profeta in pen di te. C'è che arriverà fui la spada di Ezael, lo fasarà morire Jeu. Quel che arriverà a sciuvarà la spada di Jeu, lo fasarà morire Liseo. O sparagnerai però in Israele 7.000 di loro, tutti i genoi che non si sono pleati denan di Baal, e tutti gli sbocchis che non gli hanno dato una bussade. E lì al partì di lì e sentiva in Liseo, fi di Zafat, che stava arand con 12 par di bus, e lui all'era da proof dal 12esimo. E lì al passato ogni di lui e butta intorno la sua mantellina. Liseo all'implanta i bus, i corre da Uria e Elie e disse, «Lassimi d'auro una bussada, mio pari e me mari, e poi dopo o vignerai da urti». Elie rispondè, «Va e torna, tu sas benon c'è coi fa di te». Liseo lo lassà, al chiappà un par di bus e io sacrificà. Adoprai loro fornimenti per fare io rustì e io esibiesi gli oms che io mangiarin. Da spo si chiappa su e le da Uria e Elie si cusso famei.